A cantare l'aria di Taddeo nell'Italiana in Algeria è il colombiano Jacobo Ochoa. Treviso, grazie al potere della cultura e della musica, torna ad ospitare numerosi artisti che per questa edizione hanno risposto in massa al bando promosso dal Teatro Stabile del Veneto e dall'amministrazione comunale per partecipare alle audizioni della 49esima edizione del concorso internazionale Toti dal Monte. 107 cantanti lirici ammessi alle audizioni, scelti dopo una fase di preselezione tra 247 candidature arrivate da 36 paesi diversi. Cosa significa per te partecipare a questo concorso? Tanto perché è l'opportunità di cantare in Italia, in questo teatro importante e anche in altri teatri, allora è molto importante per me. È un ritorno alla normalità dopo le chiusure e l'isolamento legate all'emergenza sanitaria. Il teatro sabato scorso ha spalancato le porte al pubblico per il gala lirico organizzato dall'Associazione Lirica Trevigiana e dal Panathlon International Club ed ora apre anche agli artisti. Credo che un appuntamento così importante, così storico come il concorso Toti del Monte sia l'occasione perfetta proprio per rilanciare anche l'immagine di una città. La giuria selezionatrice, presieduta dal maestro Giorgio Benati, è composta da Mariella De Via, Eva Maria Wieser, Roberto Scandiuzzi, Giancarlo Andretta, Federico Faggion, Luigi Puxeddu e Stefano Canazza. È molto importante effettivamente che questo concorso riparta perché significa che si va avanti con la musica, con la cultura. La commissione valuterà durante la settimana i cantanti ammessi per poi decretare nella serata finale del 12 giugno i vincitori. Tra le novità, oltre all'elevato numero di concorrenti, anche la prova finale che per la prima volta si svolgerà con un'orchestra sinfonica ad accompagnare i finalisti.